Crisi da Covid, da pandemia per il teatro in Sardegna, le parole a caldo dal Massimo di Cagliari di Massimo Mancini, direttore generale di Sardegna Teatro TRIC. Massimo, il teatro vive un momento di difficoltà legato appunto alla pandemia, legato alla crisi, giù il sipario per tutti gli spettacoli. Come state vivendo questo periodo? Come state cercando di tenervi in piedi? Ma insomma, chiaramente la cosa che manca di più è proprio il rapporto col pubblico. Il resto noi, come hai detto tu, siamo un trick, cioè siamo il soggetto che produce spettacolo, quindi è una fase in cui la produzione è attiva, cioè siamo comunque in preparazione degli spettacoli o di aggiornamento del personale. In questo momento per esempio c'è un aggiornamento dello staff tecnico con delle nuove tecnologie, quindi l'attività diciamo core nostra che è di produrre è comunque in essere e agisce. Certo manca il punto di forza che è l'incontro col pubblico, e qui la difficoltà di tutto un sistema, quindi non solo nostro, di chi invece fa come mestiere quello di proporre spettacoli anche di altri al pubblico. Allora la difficoltà è generalizzata in questo momento, perché poi senza quell'incontro tra l'artista e il pubblico, ridurre la quarta parete a un momento di incontro, e il nostro lavoro perde anche di senso. Quindi poi noi abbiamo fatto tante sperimentazioni anche utilizzando nuove tecnologie, andando nel web, però sono altri mondi, altri linguaggi, spazi ibridi che probabilmente rimarranno a fianco al teatro, ma il teatro in sé ha bisogno di tornare alla sua dimensione di incontro, anche di quello che io chiamavo un po' l'effetto foyer, cioè vedersi anche fuori dopo e parlare di quello che uno aveva visto. È una Quindi crisi questa anche materiale, quella dei teatranti, Beh, insomma. la crisi, allora dobbiamo dire che insomma, il sistema chiaramente è in sofferenza, poi è molto difficile lamentarsi in questa fase di difficoltà complessiva e globale, no? Quindi un po' l'arte del lamento uno vorrebbe sempre evitarla, però certo le criticità ci sono, molti artisti insomma, hanno difficoltà, molti tecnici, molte strutture, i service tecnici, tutto l'indotto, insomma, pensiamo anche a tipografie, grafici, chi scriveva sceneggiature, le regie, insomma c'è tutto un mondo che è in sofferenza. Gli aiuti sono, no, li sappiamo, insomma, ci sono stati, risolvono piccole cose, di piccole criticità, però insomma la situazione è veramente difficile. Forse anche la maggior difficoltà, come un po' per tutti, è l'impossibilità quasi a programmare il futuro, no? Quindi un artista dice sì, sto magari producendo, sto facendo le prove, però poi